Manca ancora l'ufficialità, gli stessi inquirenti parlano di un'analisi molto complessa e in evoluzione, ma non ci sarebbero più dubbi sul fatto che quella maledetta notte tra il 29 e il 30 giugno scorso Alex Marangon abbia assunto dell'ayahuasca nel corso del rito sciamanico all'abbazia di Vidor per poi essere trovato morto 2 giorni dopo su un isolotto nel Piave a Ciano del Montello. Questo è il risultato forse più significativo degli esami tossicologici effettuati sul corpo del 25enne di Marcon, che nei fatti confuterebbero quanto finora affermato dagli organizzatori del rito, ovvero che quella sera si fosse usato un semplice decotto purgante, così aveva riferito lo stesso Andrea Zuin. I curandero hanno delle medicine che si chiamano purghe e servono proprio per pulirti fisicamente. Ovviamente quando ti pulisci fisicamente c'è una reazione anche emotiva. Sono purghe che non hanno effetti deliroidi o psichedelici. Sono purghe che, come ti ho detto, hanno degli effetti fisici molto di rilascio. Altro che purghe, scrive in un post l'avvocato dei familiari di Alex, Nicodemo Gentile, che se da un lato evidenzia come l'ayahuasca sia sostanza vietata, dall'altro si aspetta le prime iscrizioni nel registro degli indagati, non si possono somministrare sostanze vietate dalla legge e non si possono consegnare bugie alle autorità che indagano per un presunto omicidio. Purtroppo i due curanderos sono riusciti a volare all'estero, aggiunge Gentile, riferendosi ai due sciamani Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che attualmente però, va ricordato, non risultano indagati. L'altro legale della famiglia, Stefano Tigani, a sua volta non si mostra sorpreso. Che Alex avesse sostenuto con la famiglia che sarebbe andato a questa cerimonia dove avrebbero assunto la sostanza è sempre stato sostenuto dalla famiglia ed è sempre stato riferito loro anche è stato riferito loro anche da altre persone. Quindi ripeto, adesso a questo primo screening non onestamente, ripeto, letto dalla stampa non mi sorprende, ma mi riservo ogni più compiuta e precisa dichiarazione quando sarà il momento di farla. La procura trevigiana intanto mantiene la linea e aspetta la relazione finale dei tossicologici. Solo in quel momento deciderà se aggiungere altre ipotesi di reato a quella già pesantissima di omicidio volontario. In ballo ci sono anche gli esami sui capelli dei partecipanti al rito. La questione riguarda da vicino l'attendibilità delle testimonianze finora raccolte. La valutazione sull'attendibilità di chi ha detto che cosa probabilmente passa anche da questo passaggio, certo.